Non è ancora beato né tantomeno santo, ma Rosario Livatino di devoti ne ha già tanti, parecchi, sparsi nel mondo. Eccole qui, queste sono delle card, ritraggono la sua immagine, sono appena arrivate, pronte per essere spedite, inviate anche in terre lontane. La cosa straordinaria è l'affluenza di richieste, soprattutto dall'America Latina, dal Brasile, dalla Colombia, dall'Argentina e anche dalle Filippine, diversi paesi europei. Posso dire che in soli 3 mesi abbiamo raccolto più di 150 mail arrivate da tutto il mondo, a cui abbiamo anche cercato in qualche modo di rispondere dando anche e comandando anche queste immagini del servo di Dio, ma soprattutto chiedono la biografia, quindi conoscerne la vita, e poi chiedono una preghiera che possa ottenere la glorificazione del servo di Dio qui in terra, se nella volontà di Dio. Lui è Don Giuseppe Livatino, il postulatore della causa di canonizzazione del giudice ragazzino. Il postulatore non è l'avvocato difensore del servo di Dio, che magari nasconde qualche aspetto un po' meno simpatico della sua vita, ma è quello che invece va alla ricerca della verità, e su questo ho giurato, come hanno giurato tutti i membri del tribunale, cerca la verità per il bene della Chiesa. Il processo, avviato il 21 settembre del 2011, si avvia ormai alle battute finali per quanto riguarda l'istruttoria a livello diocesano. Il vescovo è anch'egli d'accordo che entro quest'anno potremmo concludere questa prima fase diocesana, valutare gli atti che abbiamo in qualche modo messo insieme e poi eventualmente trasmettere tutti questi fascicoli alla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, che darà la sua valutazione finale, non solo sulla figura, sulla testimonianza, ma anche sul presunto miracolo di intercessione. Ecco, dalle testimonianze, qual è il profilo umano, professionale, religioso che viene fuori di Livatino? Certamente una personalità non comune, una coerenza non comune, un modo di vivere la fede e di viverlo, come ho detto prima, senza clamori, senza devozioncine, ma assolutamente con una adesione al Vangelo totale, che a lui, amante della vita, amante così anche dei rapporti umani, ha dovuto far in qualche modo scegliere, anche lui ha dovuto scegliere, allora ha scelto la coerenza al Vangelo, sapendo che questa coerenza avrebbe potuto comportare anche una eliminazione fisica.